Amici, cari amici, care amiche, carissime amiche che siete lì in cucina, che state manovrando sui fornelli, anche questa settimana iniziamo con delle ricette. Intanto vi presento il grande Armando. Ciao Armando, Bruno. come stai? Bene? Bene. Madonna. Buongiorno a tutti voi che ci ascoltate. E quindi, caro Bruno, oggi cominciamo con delle ricette. Ho visto che hai preparato una ricetta straordinaria, è la giardiniera di famiglia. Perché l'hai chiamata la giardiniera di famiglia? Perché questa l'ho determinata la giardiniera di famiglia perché una volta si usava proprio nei famegge a fare sta giardiniera che era stupenda. Adesso invece mi capisce che aveva poco tempo da stare nei fornelli, però Cristo Dio, guarda che basta che perdei mezza ora, vi fai un po' che brato di giardiniera, lei così buona, tira fuori quando che non aveva appetito, la poteva abbinare a tutti i salumi, a tutte le carni, lesse. Ah, questa è un qualcosa Sì. da mettere poi Sì, nei sì, vasetti. sì. Allora diciamo subito gli ingredienti. Bravo. Allora, la giardiniera è piacevole, invitante, Sì. naturalmente da accompagnarsi con bolliti, antipasti, certo. con la lingua salmistrata, la Esatto, testina la di vitello, testina, Madonna, la testina di vitello, io sono... Anche voi perché la testina così gelatinosa che Sì, la, sì. la te fa petare gli avi di che magna. buona, Anche voi ma- una giardiniera che buona che ti giardiniera. scioglie questo amore culinario che ti ha nelle partite gustative. anche coi nervetti, anche coi nervetti. Ah sì, sì. È un modo per servire l'antipasto che Certo. viene dal passato e che trova ancora spazio nelle nostre nelle tavole. nostre tavole, questo- Allora, gli ingredienti, Armando, vuoi che te li leggo Sì, io gli sì, ingredienti sì, velocemente, poi tu me li, Te li esprimo li vediamo con- anche sì. in sovraimpressione per chi naturalmente riesce ad andare con un computer in Veneto Globe, vede le ricette. Le vede oltre che a sentirle in Radio Conegliano, Veneto Globe, perciò vi potete gustare anche l'occhio, non soltanto il palato. Esatto. I ingredienti per 4 persone, no? Abbiamo 2 carote, 3 coste di sedano, non le dico veloci, tanto le stanno vedendo anche sul monitor, un cetriolo, mezzo cavolfiore, 10 piccole cipolline, che queste non vanno tagliate ma restano intere, Certo, vero? certo. Un peperone rosso, 1 litro di aceto bianco, un quarto di acqua, Di acqua, sì. 50 grammi di zucchero, 2 foglie di alloro, un ramoscello di rosmarino, 4 grammi di pepe nero, 2 bacche di ginepro, una stecca di cannella, 2 chiodi di garofano, sale a volontà, a necessità. Bene. Ecco, E questi sono ingredienti, sono molti sì, gli sì. ingredienti. Sono molti, ma è facile perché una volta che tu hai, caro Bruno, tutti gli ingredienti qui sul tavolo di cucina, tu prendi l'acqua e l'aceto, lo metti su una casseruola di giusta misura e cosa fai? Dopo aver tagliato, pulito tutte le dopo aver verdure. pulito tutte le verdure tagliate, E ti in modo... dicevo prima, le cipolline, e Sì. cos'è che rimane intero? Sono le cipolline E- e i cavolfiori. Devono sì. rimanere interi. Esatto. Quindi i cavolfiori devono essere tutti broccoletti bei, chi resta intieri. Lo zucchero è da Sì. tagliare? No, il zucchero non lo zucchero tagliamo, non si ma taglia. però lo versiamo dentro nell'acqua e l'aceto con il sale. No? Sale, essere un po' generosi, che sia salato un po' questo qui. Facciamo, diciamo, bollire questo aceto con l'acqua e poi come bolle versiamo dentro tutte le verdure già precedentemente pulite e tagliate a piccoli pezzi a vostra fantasia e le versiamo nel contenuto dell'acqua d'aceto. Quando ovviamente solleverà il bollore, lasciate bollire per 2-3 minuti, non di più, perché la verdura deve essere croccante. A quel momento togliete le verdure e tenete a parte tutto diciamo, quell'aceto e quell'acqua che avete cotto questa giardiniera, lo tenete a parte e dopo che si è raffreddato immergete nei vasetti questa giardiniera così ricavata e la coprite con questo, diciamo, tra virgolette, questo brodo di cottura che è acqua e aceto e la coprite
e chiudete il vasetto e conservate. Questa è una... Ecco, io ti volevo chiedere una cosa, in che libro è, perché io vedo qui tutti i tuoi libri di cucina, no? Sì. Tutti i libri di cucina tuoi, il primo che hai fatto è Radicchio in cucina, poi hai fatto Erbe e sapori in cucina con 350 ricette, il Veneto che ti fa gola, che mi sembra che è questo qui che abbiamo davanti, e poi Cucina di lunga vita. Ecco, in quale libro? Qui è nel Veneto che ti fa gola. Veneto che ti fa sono gola. Ricette, caro Bruno, che le diamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, le diamo perché vogliamo far ricordare i piatti caratteristici della nostra regione, che quindi sono quelli di ieri, ovviamente sono a portata da oggi in un modo simile a come una volta. Ecco, mi sembra che i tuoi libri sono in vendita anche su Mondadori Store, sì, no? Sì. Perciò se volete potete andare in www.mondadori Store e acquistate i libri. Questo viene venduto a un prezzo scontato di 20,82 €. Esatto, ecco, che è molto basso, perché questo fa 650 ricette, mi sembra, sono moltissime. Che dire, una ricetta così che serve poi per tante pietanze. È simpatica, diciamo così, tra virgolette, perché esempio metti su, può fare da contorno, anche poi mangiare magari una costata e tu metti la giardiniera in tavola, che fa piacere intanto che mangi la costata, diciamo, sollevare qualche cipollina, qualche carota, qualche cetriolo che dà piacere. Oppure una volta, caro Bruno, si usava, e usa anche adesso, ma io un po' restiti, non so perché c'ho... No, che moderni? Ti andava nelle osterie, di una volta vecchia, portami un tagliere, fai un tagliere di tutti i nostri salumi veneti, e ti deve portare un bel tagliere salame, con l'aglio senza, soppressa, rivestia o non, e lo saccol, e quindi ti contornava tutto. Senti Armando, che lardo, ti che passione, tutta questa roba, e ti portava una coppa di giardiniera, e allora si mangiava pan, bel caldo, con questa soppressa che era la fine del mondo, che anche tuttora qualche volta quando che trovi buona, e si mangiava sto pan, soppressa, la giardiniera, era un connubio bellissimo, e purtroppo dimentichando a volte queste tipicità che ha fatto storia, mi capisci? Bravo. E questo cosa vuoi dire di più? Allora, io invito ancora tutti i nostri ascoltatori di andare su Veneto Globe, possono vedere queste trasmissioni alle 11 del mattino, ogni mattino, oggi eccetto a domenica, perché domenica sabato e domenica. Sì, sabato e domenica siamo tranquilli. Siamo tranquilli. Cari amici, vi lasciamo tranquilli. Alla fantasia dei nostri ascoltatori. Ciao a tutti, buon appetito, arrivederci, ciao Armando, alla prossima ricetta.